Se state ascoltando questo podcast è molto probabile che conosciate già Prato della Valle a Padova. Si tratta della più grande piazza della città di Padova ed è la quinta piazza più grande d'Europa, con una superficie di quasi 90.000 metri quadrati. La storia la conosciamo, la configurazione attuale risale alla fine del XVIII secolo. Al centro del prato c'è un'isola ellittica, si chiama Isola Memmia e prende il nome dal letterato, che era anche un politico, un diplomatico, Andrea Memmo, il vero artefice della trasformazione del prato avvenuta appunto alla fine del Settecento. L'isola poi è circondata da una canaletta, ci sono anche degli alberi, ma attorno alla canaletta, che è alimentata dal fiume Alicorno, c'è un doppio anello di statue che ha una circonferenza esterna, lo leggo su Wikipedia, di 1450 metri, ma a noi non interessa questo, ci interessano le statue, perché è proprio di queste statue che parliamo oggi in questo episodio speciale di Sveglia Veneto. Sono 78 monumenti che raffigurano altrettanti uomini più o meno celebri, più o meno noti, tutti in qualche modo legati alla città di Padova. Dovevano essere inizialmente 88, poi Napoleone ne è arrivato a Padova, in Veneto, ne ha distrutti 6 raffiguranti dei dogi veneziani. I conti mi pare non tornino, ma non è importante nel caso di approfondire questo adesso. Quello che conta è che oggi appunto in Prato della Valle ci sono 78 statue che raffigurano uomini, più c'è qualche stallo vuoto, ed è proprio su uno di questi stalli che piedistalli, che qualcuno ha proposto di fare qualcosa di sorprendente, direi, di assolutamente innovativo e impensato, e cioè piazzarci la statua di Elena Cornaro Piscopia, che è la prima laureata al mondo, e già questo insomma basterebbe a qualificarla, ma anche un'altra caratteristica assolutamente originale, e cioè quella di essere una donna. E questa è assolutamente una caratteristica originale perché sarebbe la prima donna ad avere l'onore, dopo oltre 2 secoli, ad essere raffigurata appunto in Prato della Valle. La sto facendo fin troppo lunga, ma è bene sottolineare questo aspetto. Gli ultimi 2 dati, già in alcune puntate di Sveglia Veneto avete sentito queste notizie, in tutto il Veneto sono soltanto 6 le statue censite raffiguranti donne, e tra l'altro nessuna di queste è un personaggio realmente esistito. A livello nazionale in Italia sono circa 200, se non sbaglio, i monumenti che raffigurano personaggi femminili. È una ricerca questa effettuata da un'associazione che si occupa di beni culturali, si chiama Mi Riconosci, ma di tutto questo ne abbiamo già parlato. Perché torniamo a parlarne oggi? Perché in questa puntata davvero speciale parliamo del grande dibattito nato attorno a questa proposta, la battaglia delle statue di Prato della Valle. Ecco, ne parliamo con chi ha avuto questa idea, chi ha avanzato questa proposta, ed è con noi quindi Anna Piva, nota alle cronache come la femminista del XXI secolo. Ciao Anna. Ciao Jack, grazie di avermi coinvolto in questa puntata di Sveglia Veneto. Benvenuta su Sveglia Veneto. Allora, io ti ho presentata come la femminista del XXI secolo perché ho letto questa presentazione, diciamo, sul Mattino di Padova ormai tanti giorni fa. Ma ti chiedo, come sempre faccio a tutti gli ospiti di Sveglia Veneto, di presentarti, di farlo tu stessa. Quindi chi è Anna Piva? Allora, io parlerò di me stessa in prima persona perché se no lo trovo un po' inquietante. Benissimo. Io sì, sono Anna Piva, sono sicuramente una femminista del XXI secolo, su questo non ci piove. Lo rivendichi con orgoglio? Lo rivendico con orgoglio, assolutamente. Sono anche una ex studentessa dell'Università di Padova, sono attualmente una consulente di impresa, sono una donna, quindi di questa città. Padovana, assolutamente, nata e cresciuta, a parte una breve parentesi che ho passato in Inghilterra, io ho sempre vissuto qui a Padova, quindi sono molto legata alle sue vicende, diciamo. Sei legata alle sue vicende, ma anche, immagino, a Prato della Valle. Cioè, la prima domanda che mi viene da farti, poi ripercorreremo tutta la storia, ma perché proprio Prato della Valle? Beh, Prato della Valle innanzitutto perché è uno di quei luoghi in cui ho passato tantissimo tempo e l'ho amato moltissimo. E devo dire che c'è nell'iconografia, diciamo, di Padova, Prato della Valle è assolutamente centrale, e soprattutto è l'unico posto in cui ci sono così tante statue. Io ho sempre amato moltissimo le statue, sono particolarmente legata alla statua di Dante. Io ho studiato lettere a Padova, sono una grandissima appassionata di letteratura, quindi per me Dante Alighieri è una figura
ovviamente di Centrale. grande importanza, sì, sì, assolutamente. E c'è la statua in Prato della Valle, non diciamo nelle statue dell'Isola Memme, ma c'è una grande statua di fianco alla statua di Giotto in Prato della Valle, e io avevo questa piccola tradizione di passare ogni giorno per andare all'università e dargli un'occhiata, come a farmi proteggere dagli esami di filologia contemporanea, e Proprio ha tutti i giorni. funzionato. Tutti i giorni, d'altronde la strada era quella, pioggia o sole, all'università ci andavo attraversando Si Prato della passava a Valle, quindi salutare Dante. sempre, sempre. Quindi io con le statue di Prato della Valle ho un po' un rapporto privilegiato, ma devo dire che quest'idea invece, Ecco, com'è quest'idea nata della questa statua, idea? in Spiegacelo realtà bene. io penso che molte persone l'avessero, sono anzi certa che molte persone lo avessero già notato. So per certo, l'ho scoperto dopo, che negli anni 90 già la Commissione alle pari opportunità aveva avanzato l'ipotesi di mettere una statua, magari addirittura una statua di Elena Cornaro proprio lì, in uno di questi piedistalli vuoti di cui hai parlato prima. Però diciamo che quando è venuta a me l'idea, è venuta semplicemente perché stavamo interrogandoci sulle monumenti a donne che ci sono in Italia, perché circa l'anno scorso, credo, l'estate scorsa, 2 estati fa, io e mio marito stavamo parlando del fatto che avevano deciso finalmente di intitolare una statua a Margherita Hack a Milano. E abbiamo detto, ma perché è una notizia così Perché se straordinaria? ne parla? Cosa c'è di Esatto, sconvolgente? ed era perché era praticamente la prima statua di una donna reale a Milano e dintorni. E quindi ci siamo chiesti, ma qua dove ci sono tantissime statue, perché da solo Prato nella Valle quante ne avrà? 50? 100? Guardiamo su Siete Wikipedia, andati a come fanno controllare? tutti gli studiosi, e ci siamo chiesti, chissà quante di queste saranno donne, ci sarà un 20%, un 10%? Io sono andata a scorrere i nomi, che non avevo mai guardato prima in 27-28 anni di vita, ho scorso tutti i nomi e non trovavo neanche una donna. Hai È lì che scoperto l'ho che capito. eravate troppo ottimisti, Esatto, altro che 10%. troppo, Però troppo a ottimisti. dire il vero, Mm. Anna, devo interromperti perché in realtà una donna è raffigurata tra le statue di Prato della Valle, come sappiamo. In realtà ce ne sono due, ma Addirittura. nessuna delle due è una donna. Allora, nessuna delle due è una donna, e nessuna delle due è da sola, e nessuna delle due è una statua celebrativa. Proprio nello stessi 4 stalli di cui stiamo parlando, di cui 2 sono vuoti, c'è la statua di Memmo, che è affiancato da una figura femminile che è la vecchia Padova, che lo guarda adorante. È chiaro che la Un'allegoria, vecchia Padova non è una donna, esattamente, è un'allegoria, ed è lì come con unica funzione quella di celebrare la Memmo. città. Sì, di guardarlo con amore, come dire grazie di avermi dato questo, intendendo Prato della Valle. Qualche statua più in là c'è un'altra raffigurazione femminile, parziale, che è la testa della poetessa Gaspara Stampa, che però si trova ai piedi come scultura, non come donna, dello scultore a cui in realtà la statua è intitolata. Dunque, Ed era no, a questa che mi Briosco, riferivo sì. appunto. Non sono donne però, è chiaro, non sono lì per celebrare, per essere celebrative delle figure a cui sono intitolate, ma sono solo strumenti di celebrazione di qualche altro personaggio, guarda caso maschile, ecco. Chiarissimo. E allora mi chiedevo perché proprio, abbiamo capito perché il Prato, e mi chiedevo allora a E questo punto perché proprio Elena Cornaro Piscopia, cosa ti lega a certo. questa figura? Sì, allora su Prato della Valle l'ultima cosa da dire è il fatto che dopo aver scoperto che tutte le statue presenti sono maschili, ho letto anche che 2 stalli, così nella lista delle statue, ce n'erano 2 con scritto stallo vuoto, stallo vuoto. Pensando che ci sia un maltolto nella narrazione della storia della città, perché la storia della città è stata fatta da tantissimi uomini, come è ovvio in passato, ma ci sono anche state donne importanti. Una di queste è Elena Cornaro. Io sono legata a questa figura perché io ho fatto sia le scuole elementari all'allora Cornaro, che adesso non credo esista neanche più, quindi le abbiamo tolto anche questo. E Dove poi erano queste scuole? La scuola elementare era zona Guizza, giù per la Guizza. Era la mia scuola elementare, la scuola Cornaro. Quindi c'è un legame affettivo Sì, che risale io ero addirittura convinta che all'infanzia. esatto, io ero convinta che tutti a Padova conoscessero Elena Cornaro come la padovana più celebre, ma in realtà era perché io, avendo fatto quella scuola, mi era stato insegnato
le nostre classi venivano portate un po' in pellegrinaggio nei luoghi della Cornaro, però ho scoperto solo da adulta che questa cosa non era comune, mentre io davo per scontato che essendo la prima laureata del mondo fosse un patrimonio condiviso. Non lo era, ho scoperto quando sono andata all'università e i miei compagni di università non avevano idea di chi lei fosse. Né che magari la prima laureata al mondo si fosse laureata proprio a Padova. Proprio a Padova, esatto. Questa illusione per me era continuata anche quando ho studiato in Inghilterra, perché io ho studiato in un college di Oxford che era uno dei primi college femminili fondato alla fine dell'Ottocento dalla nipote del poeta Wordsworth, Elizabeth Wordsworth, e lei, come tante sue contemporanee, si era ispirata anche alla figura della Cornaro, e se ne parlava di questo, diciamo, all'università si parlava del fatto che l'istruzione femminile fosse fiorita alla fine dell'Ottocento, ma avesse avuto delle radici importanti ancora nel Medioevo e nel Rinascimento. Quindi diciamo che per me la Cornaro è stata sempre una figura presente. Duole vedere come non è invece condiviso questo sentire quando dovrebbe. Quindi nel momento in cui abbiamo una piazza bellissima, fatta di sole statue di uomini, che rappresentano quindi una visione parziale del nostro passato, e abbiamo 2 stalli vuoti, come non pensare di metterci la nostra padovana più celebre? Certo. Ce ne sono tantissime di donne, di padovane che andrebbero celebrate, però magari partiamo da lei. Quindi non è assolutamente, diciamo, una donna a caso, cioè non è che un nome vale l'altro purché sia una donna. La proposta... Allora, il nome vale l'altro non vale per le statue come non vale per il Quirinale, quindi direi che lo possiamo togliere proprio dal nostro linguaggio comune. Te lo chiedevo anche per questo, perché invece appunto sì. in questi giorni di Quirinale sembra che proprio funzioni così, insomma, quando esatto, che possiamo lavarci la coscienza quando con una viene spugnetta. presentato il profilo di un candidato al Quirinale, viene aggiunto e poi è una donna, oppure è una donna come prima caratteristica che la qualificherebbe. Invece nel caso di questa tua proposta non è così, insomma, era proprio specificamente lei, Elena Cornaro. Assolutamente sì, non limitatamente a lei, è naturale, io sono anche una grande fan, sono una bimba della Buzzaccarini, io vorrei che anche la Buzzaccarini fosse molto celebrata, la Ganur, ci sono diciamo delle personalità della nostra città che sono state proprio eradicate a forza dalla memoria collettiva, e che quindi mentre ricordiamo i loro corrispettivi maschili e li celebriamo e sono proprio parte del nostro tessuto culturale, li vediamo nelle strade, li nominiamo 1000 volte, siamo consapevoli della loro presenza, invece sui loro equivalenti femminili, che pure hanno dovuto magari faticare il doppio, perché si sa che insomma le donne non avevano proprio le stesse possibilità. Ecco, queste donne possiamo prenderci il privilegio di ignorarle, le abbiamo ignorate per centinaia di anni, quindi assolutamente non una donna a caso tanto per dire, ma anzi al contrario, guardate quante donne abbiamo dimenticato colpevolmente di continuare a ricordare e di nominare, quindi sì, il contrario della donna a caso. Chiarissimo. Allora adesso, prima di chiederti, perché prima hai fatto una battuta sul modo in cui è stata recepita anche questa proposta, ma te lo chiederò dopo alla fine. Intanto volevo chiederti l'ultimo perché, e cioè perché proprio una statua, nel senso, vabbè, è chiaro, sei partito da Prato della Valle, ma qual è secondo te il valore, il senso di celebrare appunto una figura importante con una statua, cioè voglio dire a livello di impatto nell'immaginario collettivo, nel discorso pubblico, le statue secondo te sono ancora un simbolo forte, un simbolo che è in grado appunto di cambiare anche quella che è la rappresentazione della figura femminile, delle figure femminili? Io ti direi di sì. Allora, innanzitutto diciamo che io non sono un artista e non sono una storica dell'arte e non mi occupo di beni culturali, quindi diciamo che i discorsi più giustamente storiografici e artistici di questo tipo li lascerei a chi di queste cose si occupa. Io sono una privata cittadina però, e quindi delle opinioni ce le ho. Le statue sono sempre state usate per celebrare. I monumenti non servono, non sono delle lezioni di storia, ma sono delle scelte precise.
ne abbiamo sentito molto parlare l'anno scorso quando il movimento del Black Lives Matter ha cominciato ad attaccare determinate statue che rappresentavano delle figure controverse, problematiche della storia schiavista degli Stati Uniti d'America, e quindi il mondo ha cominciato a parlare del concetto di monumento, inserendolo in quello che è il discorso più ampio della cosiddetta cancel culture, laddove c'è, laddove si faccia finta che ci sia e così via. Penso che le statue servono proprio per celebrare, che quindi siano qualcosa che la società sceglie man mano di usare per rappresentarsi. Dire oggi che le statue non servono più quando siamo circondati di statue, secondo me è un po' pretestuoso. Le statue rimangono, siamo in una società molto liquida, in cui oggi si dice una cosa sui social e il giorno dopo la giriamo completamente, dopo 3 giorni smettiamo di parlarne. In una società così, lasciare dietro di sé un marchio solido, un marchio visibile, qualcosa che resti, qualcosa di pietra, sembra quasi ironico da dire, ma lasciare qualcosa di pietra dietro di noi, secondo me è addirittura molto più significativo di quanto lo potesse essere in altri momenti storici. La nostra città ha il volto che ha adesso perché è il frutto dei secoli che sono passati. Ritengo che anche i secoli in cui siamo adesso debba lasciare dietro di sé delle tracce, e quando capitano delle situazioni così perfette, una grande piazza importantissima, 2 stalli vuoti, la possibilità di celebrare una grande donna, una grande personalità del passato, non farlo sembra più strano, secondo me, che essere tutti d'accordo nel fatto che più che il se sia solo da decidere il come. Chiarissimo. E quindi però è così, sono effettivamente tutti d'accordo. In realtà abbiamo visto che è nato un piccolo dibattito, in realtà non poi così piccolo, perché ha superato i confini cittadini e poi anche quelli nazionali. Insomma, il caso di Padova, di Prato della Valle, è diventato una storia, se ne è parlato in tutto il mondo. E quindi c'è anche chi, diciamo, non la pensa esattamente in questo modo, e quindi volevo chiederti appunto qual è la tua impressione, insomma, rispetto alle reazioni che ci sono state a questa proposta. Intanto, per cominciare, secondo te i padovani come la pensano? Ci sono 2 categorie di padovani, secondo me. I padovani con cui si parla e alcuni padovani che vediamo scritti nei commenti di Facebook. Diciamo che cioè i padovani in carne ed ossa, magari di pietra, esatto. E poi quelli invece digitali. Esatto. Ci sono i padovani in carne ed ossa che sono ovviamente d'accordo sul fatto che ci sia una violenta sottorappresentazione femminile delle donne della nostra città, e che quindi sono assolutamente d'accordo che sarebbe ora di cominciare a dedicare alle donne lo spazio che giustamente meritano, e quindi anche a recuperare queste figure femminili del passato e restituirle, del passato e anche del presente, restituirle alla loro giusta celebrazione. Poi ci sono, tra i padovani digitali, non voglio demonizzare, diciamo che ho visto anche tantissime persone proprio esprimere quella crassa misoginia, proprio una lingua biforcuta di un patriarcato veramente molto, molto aggressivo, che purtroppo però io faccio fatica anche solo a considerare, nel senso che è come se stessimo parlando da 2 secoli diversi, ecco. Certo. Questi io vorrei lasciarli da parte perché secondo me non sono rilevanti. Io penso che i padovani siano le persone che incontriamo in carne ed ossa e che dicono, ovviamente, certo, grazie di averci fatto notare questo problema, poniamoci rimedio. Qui si apre anche il dibattito. Il vero e proprio dibattito. Esatto, è interessante notare come dovunque sia stato trasportato questo dibattito, di fatto le voci erano sempre le stesse 2 o 3. Quindi anche quando ne parla New York, quando ne parla il Libano, quando ne parla la Cina, di fatto riporta posizioni padovane. Io trovo che questo sia straordinario, che quindi il dibattito va in giro per il mondo, ma le nostre idee sono quelle che contano. Penso che dica molto, no, di quanto sia vivo questo dibattito e quanto sia interessante. Sicuramente Padova ha qualcosa da dire, ecco, a tutto il mondo, questa è l'impressione. Certo. Ci siamo posti in maniera così matura e così viva, no? Da questo punto di vista, che la cosa ha avuto una risonanza mondiale. Non penso sarebbe successo ovunque.
Padova non è Roma, non è Milano, eppure Padova è in grado di creare questo tipo di humus culturale. Io ne sono davvero molto, molto fiera, sono molto felice e anche orgogliosa dei miei concittadini. Diciamo che tra l'altro le opinioni contrarie sono opinioni molto alte, nel senso che sono opinioni che dicono sì, facciamolo ma non facciamolo lì perché lì vogliamo tenere viva la memoria del passaggio napoleonico. Ecco, io non sono assolutamente d'accordo con questo punto di vista, però certo non stiamo parlando di risi e bisi, ecco, stiamo Ecco, facendo un discorso questo è un alto. punto di vista interessante, forse perché diciamo è un punto di vista di chi mette al centro una certa idea di tutela dei beni culturali, una certa idea di cosa vuol dire conservare, preservare e valorizzare anche il patrimonio artistico e culturale, non solo di Esatto. Padova, ma di tutto il paese. Ecco, io da questo punto di vista naturalmente non esprimo un mio giudizio personale perché la mia opinione su se sia meglio conservare oppure innovare, la mia opinione su questo punto di vista non vale niente, perché io sono una consulente di impresa, mi occupo di internazionalizzazione, quindi mi taccio del tutto. Però Ecco, una però, cosa la vorrei dire, certo, se me lo permetti io assolutamente, e poi un casomai te ne chiedo sassolino dallo un'altra. stomaco. Questa cosa la vorrei dire. Prima, giustamente all'inizio hai detto c'erano 88 statue, poi Napoleone ne ha tolte 6, com'è che adesso ne abbiamo 78? Non mi tornano i conti. Ecco, vorrei fare proprio una spazzatina per rendere bene l'idea. Nel dibattito di queste ultime settimane si è parlato, tra chi naturalmente è contrario all'idea di usare quei due stalli per Elena Cornaro e per qualcun altro magari, qualcun'altra, si è usato molto l'idea di Prato della Valle come una cosa che è cominciata, è stata costruita e poi è finita e noi adesso vorremmo andare da questa cosa, questo monumento fatto e finito e sparigliare le carte, cambiarlo, modificarlo, cancellare Sacrilegio. la storia. Sacrilegio. Sì, ok, io appunto non mi esprimo su questo, che magari sarebbe davvero un sacrilegio se davvero Prato della Valle fosse un monumento fatto, compiuto e finito. Ma non è questa la storia. La ragione per cui a te i conti non tornano è perché le statue non le hanno mai finite. Ne avevano previste 88, ma poi ne hanno fatte soltanto 84, poi ne hanno buttate giù 6 e allora le hanno sostituite in parte con degli obelischi, ma avanzavano ancora spazi e le hanno girate, le hanno spostate, le hanno rimesse. Per esempio, quando sento questa cosa dei dogi, preserviamo i dogi, al piedistallo 81 c'è un uomo vestito in abiti romani. Chi è? Era un doge. Che l'hanno tirato giù. Camuffato. L'hanno tirato giù quando era da tirarlo giù, l'hanno tirato giù lui e gli altri 5 e poi lo hanno cambiato di vesti e lo hanno messo su di nuovo. Se vogliamo celebrare il passaggio di Napoleone, ma mettiamocela una targa, ma parliamo di questi 8 obelischi che prima non c'erano e che sono molto più napoleonici, penso, di 2 piedistalli vuoti, pieni ancora sporchi perché non li puliscono mai, senza nessuna indicazione, senza nessuna targa. Ecco, che mi si venga a dire che quei 2 piedistalli sono il sacro simbolo della storia e quando i padovani li guardano in quel vuoto vedono il buco nero della cancellazione dell'identità veneziana. Ecco, a me viene da ridere. Onestamente, non è vero. I padovani non vedono questo, lo so perché sono padovana. Non lo dico da chissà quale punto di vista Potremmo storico, dedicare ecco. un'altra puntata di Sveglia Veneto al rapporto tra i padovani e la storia della E i Repubblica di veneziani, tra Venezia, l'altro. esattamente. Esatto. Ma comunque ho capito il concetto che mi sembra interessante ed è quello cioè che il Prato non è un monumento concluso, come dire, e No, facendo ma un passo in avanti si potrebbe dire che forse nessun monumento è davvero mai concluso e qui è la cosa che ti volevo chiedere, quindi un'opinione che sì. non è ovviamente da diciamo professionista, studiosa di beni culturali, che non sei, l'hai detto e quindi lo posso ripetere, ma invece è la tua opinione da cittadina, da femminista del XXI secolo, e cioè in questa idea che si debbano conservare i monumenti come sono, non c'è in qualche modo automaticamente, magari in modo nascosto, ma è comunque inevitabile, un pensiero conservatore e quindi che cristallizza quello che era il passato, un passato inevitabilmente, perché così diciamo in cui il ruolo della donna era ridotto, era
minimale forse, insomma comunque un passato patriarcale che se tutto resta nella rappresentazione fermo, in qualche modo si replicherà, cioè questo era quello che volevo chiederti. Sì, io capisco cosa vuoi dire e in Mi sono parte sono spiegato malissimo. d'accordo. Io in parte sono d'accordo. Non oserei esserlo del tutto, nel senso che la cristallizzazione dell'opera d'arte, decidere che un'opera d'arte è finita, può anche essere, nel senso, per esempio, facciamo un esempio di un ambiente che mi è molto più congeniale, che è quello della letteratura. Via col vento. Via col vento è un libro bellissimo, bellissimo, scritto benissimo, che va a prendere proprio le parti dell'umano, è un'epopea straordinaria e così via. Ora, quando è stato scritto da persone sudiste che erano convinte che la schiavitù dei neri africani in America fosse un bene, neanche un male necessario, un bene, che i neri non fossero in grado minimamente di autogovernarsi, che sarebbe stato un disastro e che era un bene per loro essere, accolti dalle famiglie dei bianchi che li facevano lavorare e li mantenevano. Insomma, un pensiero razzista. Un pensiero profondamente razzista, profondamente. Ecco, io non penso che Via col vento vada censurato quando dice la N-word, no? Non vada censurato quando esprime questo tipo di pensiero. Io penso che vada capito, contestualizzato e nella sua ideologia ridicolizzato anche, preso in giro, ma non censurato di suo. Perché? Perché è una espressione di un'opera del suo tempo che noi dobbiamo fortemente criticare, non cancellare, criticare però. Ed è quello che secondo me si sta perdendo nel concetto di cancel culture. Sembra quindi, se posso permettermi di dire questa cosa, che la cancellazione avvenga nel momento in cui queste cose subiscono una critica. Invece io penso che questa sia una benedizione che abbiamo. Noi possiamo criticare. Io posso criticare il fatto che Prato della Valle abbia 78 statue di uomini. Non ho mai detto di volerle buttare giù. Assolutamente. E qui però arriva la tua domanda che io trovo particolarmente interessante. Certo, anche perché, scusami se ti interrompo, ma ovviamente un conto è un libro che si può studiare, si può criticare, ma appunto non va censurato. Altra cosa è il monumento che invece ha un ruolo anche diverso, insomma. Che celebra, appunto, è proprio quello che dicevamo, no? Qui stiamo scegliendo che cosa celebrare e qui arriva la cosa che hai detto prima, ossia sulla cristallizzazione della storia. Quello che mi perplime di più in chi in questo momento si pone un po' di traverso alla realizzazione di una statua per Elena Cornaro nei 2 stalli vuoti di Prato della Valle, c'è l'idea che la storia sia qualcosa che finisce, qualcosa che è cominciato, ha avuto un suo corso e che è finito un po' di tempo fa. E ora noi che viviamo nel presente abbiamo il solo ruolo di conservarlo così com'è. Io invece, e penso molti di noi, le donne in particolare, le minoranze in particolare, chiunque abbia nella storia subito molte ingiustizie e che ora finalmente comincia a vedersi riconosciuto un ruolo, noi sentiamo di farne parte della storia. Noi non sentiamo che è finita, anzi per alcuni di noi sta cominciando adesso. Quindi noi vogliamo che quando qualcuno tra 100 anni, sempre che il cambiamento climatico non ci abbia fatto andare sotto acqua, ma noi vorremmo che tra 100 anni, quando qualcuno passerà in Prato della Valle e guarderà la statua di Elena Cornaro, potrà dire, vedi, questa statua nel 700 non c'era, nell'800 non c'era, ma nel primo ventennio più o meno degli anni 2000, finalmente Padova ha cominciato a riconoscere le sue figure femminili. Guarda, hanno messo la statua della Cornaro, la padovana più famosa. Pensa che nei 200 anni prima non l'avevano messa. Perché? Perché il mondo e la società erano misogini, ma nel 2020 no. Hanno smesso di essere misogini. È stato un lungo lavoro, cominciato negli anni probabilmente 40 in Italia e finalmente guarda i nostri risultati. Ecco, io vorrei che noi facessimo parte di questa storia. Non vorrei guardare alla storia come qualcosa di concluso e cristallizzato, che dobbiamo proteggere, ma qualcosa di cui noi facciamo parte. E anche noi di oggi siamo un pezzo della storia di domani. Cosa vogliamo dire alle persone di domani? Cosa vogliamo raccontare di questa storia? Io vorrei raccontare questo, che siamo finalmente pronti.
Chiarissimo, un bellissimo pensiero e con questo possiamo concludere questa puntata, questo speciale di Sveglia Veneto. La storia va avanti anche grazie a Anna Piva, femminista del XXI secolo. Ti ringrazio tantissimo Anna per avermi dedicato e averci dedicato questo tempo per approfondire la battaglia delle statue di Prato della Valle. È molto più di questo, abbiamo capito, quindi grazie Anna. Grazie a voi per avermi ascoltato, davvero. E un saluto, un buon fine settimana a tutti gli ascoltatori di Sveglia Veneto. Ci risentiamo lunedì mattina con la rassegna stampa come di consueto. Ciao a tutti, buona giornata.